Ma cosa ti viene in mente di mettere il nome a pub Marilyn? Non ha niente a che fare con Marilyn Monroe, diceva che lei era americana. Lo so perché è il pub irlandese, però ho la figlia che si chiama Marilyn. Allora abbiamo dato il nome della figlia, così abbiamo tenuto un po' il mito di Marilyn Monroe e tenuto anche il nome della figlia che dopo proseguirà con l'attività. Come va la stagione? Sembra che c'è alti e bassi. Ah sì? Non è che promette chissà che affari d'oro, però insomma bisogna sapersi accontentare, il lavoro lo dobbiamo fare, allora non si può cambiare lavoro adesso. Ascolta, adesso a noi te puoi dire, dove è che ti hai conosciuto moglie thailandese? No, è più trentina che thailandese. Ah sì? Era qua 25 anni fa. Era una ragazzina assieme a sua zia e dopo aveva un locale vicino al suo, allora sai com'è? È stato un attimo di Ho capito. vicinato, di buon vicinato. Però ti sei della Val dell'Edro. L'Eledro col permesso qua, del soggiorno qua, per le scuole qua, sai, studiato. Ascolta, gli rompe un po' le balle la sera, Ma no, dai, ormai ne abbiamo viste di tutti i colori, sai. Non è che bisogna anche saperli prendere, perché c'è gente che si comporta peggio, c'è gente che fa dei danni da altre parti, si sente dai notiziari e dunque diciamo che nell'insieme siamo anche dei fortunati. Ho capito. E il problema Ho due panini. è il problema del zoo? Dei zoghi, dei grattavinci. I giochi, ma no, è tutto in calo, per me è una bolla. Io preferirei che tornano da dove sono venuti questi giochi. Quindi parlo magari anche un po' contro il mio interesse, però un po' di vizio ce l'ho anch'io. Su queste cose qua, tentazioni tornano dove sono sempre state, nei sale giochi, nei casinò, cose che non frequentavo anni fa. Ascolta, noi ti mettete dentro anche nella rubrica di Ao il Porco, nel senso cos'è questa rubrica? lei è quella della Z incazzata. Te mi dicevi che te che via sti soldi con la cassa rurale della quale non fai il nome. No, sì. Sai, queste cose sono un po' delicate, che vediamo il buon esito, il buon fine che hanno. Comunque in sostanza, senza far nomi, Guerra sti conti. Esatto, che mi è successo così, libretto con nome e cognome, dato a una banca e inteso, essendo per i figli, a suo tempo, quando sarà maggiorenne, come si è sempre fatto e come mi hanno insegnato i miei, si tolgono, si usano. Fatto sta che con queste nuove leggi che non si capisce quando sono uscite e perché non mi hanno avvertito, questi libretti sono diventati dormienti, pur avendo nome e cognome. Dormienti vuol dire che te li danno di ritorno come carta straccia, ma i soldi non ci sono più. Questo è il risultato. Quello che dà più fastidio non è per speculazione, ma anche per i figli. E dunque la cosa è ancora più grave quando succede queste cose. Cioè praticamente nomi perché no vabbè, ma è praticamente non che più soldi. Tutti com'è. Praticamente non che più soldi. Adesso abbiamo scritto alla Consob e vediamo un po' come andrà, se andrà a buon fine o meno, però queste cose non si fanno indipendentemente da gente, per fortuna che sono periodi di crisi e se poi si mettono a fare queste cose. Comunque niente, profitto, però non voglio nemmeno esagerare con le cose, speriamo che vada tutto a buon fine, così tutti buoni lavoro. Perché d'altronde anche per me dietro un banco deve essere sempre allegro. Certo. Di questi periodi non è il massimo. No.
che l'allegria va e viene, però io devo sempre mantenere. Mi fa piacere di aver fatto 4 chiacchiere, così mi hai preso un po' la sprovvista. Giacomo, te lasciamo andare. È sempre da fare, perché le mie 20 ore al giorno, se non 20, più di 20. Però dovendo mandartelo, guardate Televignole. Guardate Televignola, che veramente mi ha sorpreso, perché ci sono è un insieme di cose che mantiene ancora le radici, mantiene il parlare, mantiene sapere chi siamo e tutto il resto. Grazie, Prego. grazie.